L'oggetto magico di questa ricerca è una pallina, che è una metafora di un oggetto scagliato anche a grossa velocità verso una persona che riceve per la prima volta la diagnosi di una cisti al pancreas. E come una pallina scagliata verso questa persona, il primo impulso è quello di respingerla con una mazza da baseball oppure di scansarsi. Questo è lo stato che contraddistingue le persone che trovano incidentalmente un altro tipo di pallina, che è una cisti, nel loro pancreas. Avviene, come dicevo, nella maggior parte dei casi in modo del tutto incidentale. Una persona fa un'indagine di tipo ad esempio radiologico e scopre per tutt'altro motivo la nostra cisti al pancreas. E qui inizia un percorso fatto di tanti dubbi, tante domande, tanta paura. Il primo impulso è quello di chiedere al proprio medico, di andare su internet, e Google non aiuta, perché digitando parole come pancreas, come tumore, certo non vengono fuori dati rassicuranti da questo punto di vista. Ed è quindi importante rivolgersi a specialisti che conoscono queste entità, sanno diagnosticarle e sanno trattarle. L'Istituto del Pancreas di Verona si occupa della diagnosi e della cura delle neoplasie cistiche pancreatiche da più di 20 anni. E grazie alla ricerca abbiamo imparato a conoscere queste entità che si presentano magari tutte simili tra di loro, ma che in realtà hanno un comportamento biologico molto diverso. Pensate che la maggior parte di queste cisti non ha realmente una aggressività biologica, in altri termini non diventerà mai un tumore maligno, e quindi la cosa da fare è inquadrarle in maniera ottimale e poi osservarle nel tempo. Abbiamo quindi deciso, per offrire le migliori cure possibili ai nostri pazienti, di seguire un percorso a 3 step. Il primo è stato quello di fotografare la realtà. Ci siamo cioè chiesti ad oggi qual è il trattamento in atto per le cisti del pancreas, e pertanto abbiamo fondato un consorzio che ha fatto una fotografia non soltanto italiana ma internazionale di quella che è ad oggi l'attuale pratica clinica. E i risultati della ricerca sono stati molto interessanti. Esistono infatti molte linee guida, ma queste linee guida talora sono in contrasto l'una con le altre e soprattutto possono non essere seguite dalla maggior parte dei medici. Questa fotografia, oggetto di pubblicazione, ha dato il là per il nostro consorzio alla applicazione, alla ideazione e infine all'utilizzo di una app che abbiamo chiamato iSist per l'appunto, e che permette al clinico di prendere delle decisioni per quanto riguarda la pratica clinica sulla base delle raccomandazioni delle linee guida. È un'app gratuita che si può ovviamente scaricare su qualunque dispositivo e che ad oggi è stata scaricata e utilizzata da centinaia di utilizzatori in giro per il mondo. Abbiamo fatto anche delle versioni in lingua russa, in lingua rumena, per cercare di raggiungere quanti più medici in tutto il mondo. Grazie all'app abbiamo identificato infine delle cosiddette aree grigie, vale a dire delle aree in cui l'evidenza riguardo alle cisti del pancreas non è ancora arrivata a un livello tale da poter dare delle raccomandazioni in tutta sicurezza. E queste aree grigie sono oggetto, da parte del consorzio, delle prossime linee di ricerca. Andremo cioè a indagare proprio queste aree in maniera tale da avere non subito, in qualche anno, quello che impiega la ricerca, in maniera tale da poter incrementare il livello di evidenza e poter avere anche in queste aree una miglior cura per i nostri pazienti. La diagnosi e la cura delle neoplasie cistiche del pancreas sono state travolte dall'onda del Covid, quindi anche in particolare per questo motivo la ricerca continua anche durante l'emergenza.